Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Oggi siamo con un album storico per il campionato di Serie A 69-70, che è quello dello storico scudetto del Cagliari, chiamato il primo scudetto del Sud in Italia. Ecco qui la copertina, vi faccio subito vedere una cosa. Perché sono utili le figurine, scriveva la Panini, e che forse racchiude un po' i primi anni degli album e il motivo per cui dopo il primo tentativo di creare appunto una raccolta delle figurine dei calciatori, la Panini si era convinta che ormai tra bambini, adolescenti, ragazzi ci fosse questa sorta di abitudine fissa. E ovviamente poi i profitti erano importanti e quindi avevano capito che l'idea era stata corretta. Stimolano e abituano i ragazzi al lavoro metodico e ordinato, sviluppano la memoria visiva fissando nella mente immagini e concetti, spiegano i soggetti con dati brevi e facilmente comprensibili, spingono i ragazzi verso nuove curiosità e nuovi interessi, sono un valido mezzo per apprendere senza nulla togliere al divertimento. Secondo me sono 5 punti assolutamente condivisibili e fondamentalmente anche applicabili a qualsiasi tipo di epoca e a prescindere da ciò che poi la tecnologia e la comunicazione hanno sviluppato negli anni successivi. Io credo che raccolte come le figurine, poi ovviamente tutto è mutato, tutto oggi è trasformato in maniera diversa e magari fra 30-50 anni sarà ancora diverso, ma credo che siano 5 punti assolutamente riproponibili in qualsiasi tipo di epoca, soprattutto per bambini che possono andare dai 5-6 anni fino all'adolescenza. Ma tornando all'album, adesso vi faccio vedere qual è la particolarità di questo album, in particolare di questa raccolta. Diciamo che non è molto diversa dall'ultima che avevamo fatto vedere. Intanto qui ci sono le squadre, alcune delle squadre italiane che avevano fatto visita alla sede della Panini, questo anche a dimostrare che insomma ormai era un'icona per il calcio. Questa raccolta, c'è il Torino, c'è la Lazio, c'è il Milan, c'è il Palermo, qui addirittura viene scritto Milan campione del mondo, ovviamente per far vedere che la squadra più importante in quel momento era andata a far visita all'industria della Panini. E qui c'è ovviamente il calendario con le partite, il calendario della stagione 69-70, che come ho detto poi si concluderà con la vittoria del Cagliari. Le squadre partecipanti alla Serie A ve le faccio vedere qualcosa rapidamente, ma soprattutto iniziamo a dire che l'altra volta avevo detto che la prima squadra era sempre l'Atalanta e in questo caso essendo in Serie B la squadra bergamasca, la prima squadra è il Bari. Qual è la caratteristica che ancora non vi ho fatto vedere, che ora vi mostro? È che per la prima volta la Panini decide di fare delle figurine non a mezzo busto, quindi non il calciatore fotografato a mezzo busto, ma intero. E questa particolarità, secondo me, non era negativa perché permetteva, soprattutto in un'epoca in cui sì, c'erano le immagini televisive, ma erano in bianco e nero. Le foto dei giornali erano in bianco e nero, non c'erano tantissime riviste, quindi o si andava allo stadio o le foto erano quasi tutte in bianco e nero. C'era la possibilità di vedere l'intera figura del calciatore, ma soprattutto l'intera tenuta della squadra, quindi non solo il primo pezzo superiore della maglia, ma anche la parte sotto, i pantaloncini e i calzettoni. Non è stata, a mio avviso, un'idea sbagliata, anche se sono ovviamente delle figurine particolari, visto che nella stragrande maggioranza delle raccolte c'è la classica figurina con il calciatore a mezzo busto. Vi faccio vedere ad esempio qui il Bari e vedete che i giocatori sono a figura intera. Molto particolare questa scelta e quindi anche delle figurine probabilmente più lunghe rispetto al normale. Sarebbe interessante vedere anche i pacchetti più lunghe e più strette da quello che si vede. Guardate anche il contorno della figurina, sembrano quelle non so se a scuola
a scuola elementare vi facevano fare a volte, da noi le chiamavano le cornicette, tra un esercizio e l'altro, sorte di disegnini geometrici sui quadretti, sembra durante la figurina, ai lati della figurina sembra quasi una cosa del genere. E poi vedete lo scudetto, eccolo qua, e viene riproposta la foto della squadra che invece nell'album che vi ho mostrato la settimana scorsa non c'era. Questo è il Bari, c'è i piazzamenti della squadra, c'è la storia del calciatore, come vi ho detto anche l'altra volta, la carriera del calciatore. Qui c'è il Bologna con le figurine con la maglia bianca, storica, bellissima, con la banda trasversale rosso-blu sul petto, quindi fotografie delle figurine fatte con la seconda e non con la prima maglia. Adesso vi voglio far vedere anche, anzi no, prima vi faccio vedere che c'è anche la mascotte che la Panini spesso ha mostrato, la vedete qui. Dopo il Bologna c'è il Brescia, che vi faccio vedere rapidamente, naturalmente mettete eventualmente pausa al video senza che io stia troppo con l'album fermo. Ed ecco qui il Cagliari, futuro campione d'Italia, con i giocatori che insomma avrete tutti sentito nominare, soprattutto chi ci segue dalla Sardegna, insomma gli appassionati sardi sanno benissimo a memoria tutta la formazione, tutta la rosa della squadra che si laureerà campione d'Italia, ormai non so nemmeno più parlare, alla fine di quella stagione. C'è la Fiorentina, adesso io vado avanti rapidamente, c'è l'Inter, c'è la Juventus. Vi volevo far vedere una cosa particolare, c'è la Lazio, anche qui non con la classica maglia, non riesco a capire se sia bianca o celeste, credo sia bianca questa maglia, perché se vedete la foto di squadra che è qui sopra non è neanche celeste, è quasi blu, quasi azzurra. Qui c'è il Milan con la classica maglia completamente nera del portiere e a strisce strette rosso-nere, quella che dovrebbe essere la vera maglia del Milan. Qui c'è il Napoli, qui c'è il Palermo con la maglia a strisce rosa-nero. Oh, ecco quello che vi volevo far vedere, guardate la foto della Roma, le figurine della Roma, maglia classica rossa, c'è pure Fabio Capello dove metto il dito adesso, eccolo, e i pantaloncini blu. Non capisco da dove abbiano tirato fuori questo abbinamento durante queste foto della Panini, delle figurine. Tante volte ci straniamo noi delle scelte cromatiche bizzarre delle squadre moderne, ma mi sembra che pure all'epoca qualche stranezza ci fosse. Qui c'è il Verona con la maglia gialla anziché blu e con i calzoncini bianchi, classico del Verona anni 70, i pantaloncini bianchi. L'hanno riproposto anche qualche anno fa, mi ricordo quando c'era Ken al Verona con i pantaloncini bianchi. E qui c'è una sorta di caricatura dei giocatori. Questo anche è stato riproposto in qualche era più moderna successivamente. E poi passiamo alla Serie B, velocemente c'è il calendario della Serie B, eccolo qua. E l'altra volta vi avevo detto che per la prima volta erano state utilizzate le figurine intere, quindi non la doppia figurina per le squadre di Serie B, con una pagina per ogni squadra, e questa volta invece la Serie B torna alla classica figurina orizzontale con 2 calciatori e addirittura 4 squadre in 2 pagine, quindi ogni pagina 2 squadre. Guardate qui, vedete, si passa praticamente da un accesso a un altro, 4 squadre in ogni pagina: Arezzo, Atalanta, Catania e Catanzaro. Qui sono le prime: Cesena, Como, Foggia e Genoa. Ve le faccio vedere, tanto ce ne sono 4 per ogni pagina. Livorno, Mantova, Modena e Monza. Il Mantova era retrocesso intanto dalla Serie A
alla Serie B, Perugia, Piacenza, Reggiana e Pisa e Reggiana. Eccolo qua. Reggina, Taranto, Ternana e Varese dovrebbero completare poi il quadro della Serie B. E poi arriva la Serie C con il calendario scritto sempre più piccolo. Vi faccio vedere il girone A della Serie C. Ci voleva una lente di ingrandimento per leggere il calendario. Vediamo se c'è qualche. Intanto c'è l'Udinese in Serie C, c'è l'Empoli anche in Serie C. Questo è il girone B. Eccolo qua. E qui c'è la famosa squadra Inter Napoli di Napoli. Io ricordo che me ne parlavano tantissimo. Eccola qui. C'è la Salernitana anche in Serie C, Lecce in Serie C, Acqua Pozzillo. E qui c'è una pagina speciale. Intanto ci sono i gironi della Serie D e qui c'è una pagina speciale con i 60 anni di nazionale, un omaggio ai 60 anni della nazionale italiana. C'è la prima squadra che scese in campo con la maglia bianca nel 1910, eccola qui. Ricordo che fu fatta una domanda a chi vuole essere miliardario o milionario con Gerry Scotti, quale fu il primo colore della maglia della nazionale. E qui con i precedenti anche con le altre nazionali. Adesso non ve lo faccio vedere tutto, tanto è più o meno sempre uguale. E per finire le coppe, le qualificazioni alla Coppa del Mondo, perché come tutti saprete nel 70 poi ci sono stati i mondiali in Messico. Qui ci sono le qualificazioni alla Coppa del Mondo, qui ci sono le coppe europee con la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe, Coppa delle Fiere, che è la successiva, che poi diventerà Coppa UEFA, e la Coppa Italia, eccola qui in basso. Questo l'album del 1970, 69-70, con una sua particolarità: finiscono gli anni 60, iniziano gli anni 70 e noi la prossima settimana torneremo con un nuovo approfondimento sugli album, con un album proprio degli anni 70. Inizia l'era leggermente più moderna e vedremo quali differenze ci sono tra gli anni 70, tra gli anni 60 e gli anni 70, e poi arriveremo agli anni 80, dove io, soprattutto alla fine degli anni 80, non dovrò più studiarmi prima la conformazione degli album, perché li conosco già abbastanza bene a memoria, con particolarità e differenze l'uno dall'altro. Vi spiegherò anche come affrontavo io l'uscita degli album. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commenti, commentate, ditemi se vi piace questo tipo di rubrica e quali album in particolare volete vedere.